Carissimi amici di Egadi Channel, bentrovati, come state? Spero bene. Avete visto? Ci risiamo, ripartiamo con la seconda parte di questa rubrica che Thalia Cuccè. Ancora tanti giovedì staremo insieme, ci terremo compagnia con tanti ospiti che si alterneranno qui nel salotto d'eccellenza delle Isole Egadi. Oggi parliamo di vela, parliamo di vento, parliamo di mare, parliamo di tante bellissime emozioni e suggestivi incontri. Vuoi sapere qui c'è? Ci vediamo subito dopo la sigla. Carissimi amici di Egadi Channel, buonasera e bentrovati nuovamente per un nuovo appuntamento sulla nostra rubrica che è Thalia Cuccè. Sono stati gli ospiti, tantissimi ospiti che in queste 6 puntate ci sono venuti a trovare, chi è venuto qui, chi si è invece collegato direttamente da casa. Abbiamo parlato di arte, di storia, di musica, tutto sempre inerente al mondo delle Egadi. Oggi parliamo di un nuovo tema che è quello dello sport. Essendo su un'isola e su un'isola c'è il vento, ci sono alcuni giovani e qui ne abbiamo uno d'eccezione che si è classificato, che ha avuto un ottimo risultato per il mondo della vela. E do il benvenuto quindi a Enrico Milanesi, che ti ringrazio per essere venuto qui a trovarci. Ciao Enrico, come stai? Tutto bene? Tutto A bene, posto? tutto bene. Sei tornato da poco a Favignana, sei stato fuori. Dove? Sì. Dove studi? A Trieste. A Studio a Trieste. Bene, con Enrico, come l'ho detto poco fa, parleremo di tutto quello che è inerente al mondo della vela, ma soprattutto ai suoi traguardi che ha raggiunto, alle sue esperienze. E partiamo subito dalle origini. Enrico aveva 5 anni ed è andato un giorno a Puntalunga a trovare il circolo della Gulliver. È così? Mi racconti qualcosina se ti ricordi? Certo che sì. No, allora, praticamente avevamo degli amici di famiglia e in una cena così ci siamo messi a parlare e c'era Gaspare, questi nostri amici Gaspare Bertolini e Gustavo Bertolini che diceva c'è Peppone che fa vela, prova ad andare a fare vela. Allora ci andiamo e mi è subito piaciuto come esperienza perché essendo piccolo, poi tu ti vedi in questa barchetta che fai le tue manovre da solo, poi sei sempre con lì il mare, tutte queste cose, mi è piaciuta come esperienza e da lì poi Peppone vieni anche d'inverno, perché lui aveva anche la squadretta d'inverno, okay. Vieni anche d'inverno e da lì poi è cominciata questa passione che è la vela e io da quando ho 5 anni che faccio questo sport in tutte le sue sfumature, perché giustamente cambia sia il modo di farlo che come lo fai. Ed è una passione che non si è più fermata, che ti ha trasmesso il tuo coach che è Peppe, no? Esatto. Peppone, che lo salutiamo, ne approfittiamo per salutarlo, Esatto. no? Senti, ma qualche aneddoto che ti ha raccontato Peppone, che ti è piaciuto e che ti è rimasto impresso? Allora, praticamente lui raccontava tante cose. Durante le trasferte c'era Peppone che dovevamo fare le regate, quindi c'era Peppone che con la sua macchina ci portava tutti questi ragazzini a fare le regate e durante il tragitto ci raccontava di queste sue avventure su questa barca leggendaria che è Aria. Quindi lui con queste sue storielle ci trasmetteva quello che era le sue prime esperienze con il mondo della vela e ciò che gli trasmetteva. Quindi faceva nascere in noi, che eravamo poi piccoli, avevamo 10, io avevo 7 anni, così. Sì. Ci faceva andare in un mondo totalmente fantastico. Lui, la barca, il mare, come le onde, come vibrava la barca a determinate, condizioni. E quindi tu rimanevi affascinato da questi racconti e quindi erano bellissimi e poi fantasticavi molto.
Ed era proprio bello perdersi in questi racconti e lui ce ne raccontava un sacco di queste... Senti, te ne viene in mente uno così adesso? Se ti viene, se non ti viene magari. Ah, ce ne sono tante, cioè per adesso non me ne vengono... Ok, allora facciamo così, carissimi amici che ci state guardando, segnate questo nome di questa barca, Aria, la classica barca delle classiche avventure di Peppone, Esatto, chiamiamola così in esatto. questa prima parte. Adesso abbiamo una clip, guardate e non vi scollegate, perché guardate cosa è successo con Aria, sembra un film, guarda. Prima dalla classe immensa, Giulio Guazzini. È dalle banchine dell'antico Yacht Club Adriaco che il sogno prende forma. Puntare al largo nelle acque di Trieste, patria di eroi, navigatori, protagonisti della barcolana, simulacro della cultura del mare, a bordo di Aria, 8 metri stazza internazionale, un autentico pezzo di storia della marineria. Che cosa significa timonare questa barca che ha tanti lustri, come si dice, alle spalle? La cosa incredibile è che è una barca molto moderna. Nata nel 1935 sul progetto Costa Nuda e restaurata dall'armatrice Serena Galvani nel 1998, Aria è uno dei migliori esempi al mondo di 8 metri stazza internazionale. Scafo in mogano e ossatura da caccia, signora del mare, in perfetta forma, ancora capace di stupire. Bisogna volergli bene a queste barche, Però siccome noi abbiamo dato tanta energia, abbiamo fatto cose meravigliose con queste barche, loro ci hanno aiutato nella vita. Storia di uomini e marinai, testimonianza di capacità e di ingegno, di passioni mai sopite a dispetto del tempo, che per incanto sembra essersi fermato. Aria, questa barca delle avventure che è stata più volte protagonista nel percorso velico di Enrico. È Esatto. stata anche presente nella tesina, dico bene, se Esatto. la racconti? Allora, durante la tesina mi viene voglia di fare la tesina sul tema della vela e quindi comincio a cercare vari spunti e trovo la storia di Aria. Quindi Aria è un 8 metri classe internazionale ed è stata fatta nel 1935 ed era gemella insieme ad un'altra barca di nome Italia che doveva andare alle Olimpiadi del 1936 durante la seconda guerra mondiale in Germania. Quindi lei va a regatare contro va alle Olimpiadi e la vince. Poi sfortunatamente durante la seconda guerra mondiale è stata bombardata e Aria è rimasta illesa da tutte queste cose ed è diventato museo internazionale museo, mi ricordo, della vela. E quindi sono rimasto affascinata maggiormente da questa storia che di questa barca che è del 1935, poi è stata restaurata, quindi ha una bella storia. Io quando ho fatto questa tesina mi era appassionato ancora di più. Esatto. E secondo me adesso anche Michele dalla regia si appassionerà a questa storia. Guarda perché. Finisci, ti diplomi e che facoltà scegli come laurea? Allora, fin da piccola avevo deciso di intraprendere la facoltà di ingegneria navale. Io cercando tra le varie notizie, che avevo scoperto che l'Università di Trieste era veramente buona come ingegneria navale. Allora vado lì, comincio i miei studi. Allora un giorno durante delle mie passeggiate così, verso le rive, mi informo per alcune cose per quanto riguarda fare vela a Trieste e io e Peppone, durante le nostre avventure andavamo sempre, guarda caso, nei posti in cui Aria c'è stata. Una volta siamo andati a Gaeta dove c'è stata, un'altra volta a Palermo e poi Però fino a quel momento, correggimi se non l'avevi mai vista. non l'avevo mai vista, È così, solo nei perfetto. racconti di Peppone, quindi nella mia tesi, nelle immagini che vedevo, quindi era tutto nella mia fantasia, Ok. un mito quasi. Un giorno passeggiando. Un giorno per Trieste. passeggiando per Trieste, andando tra i circoli di Trieste, ho chiesto qualche notizia, così, informazione, e poi ho detto, ma Aria, per caso sapete dove sta Aria? E fa, ma guarda che in verità è qui sotto. Ho detto, come? È qui sotto. Allora io sono sceso, sono andato a vederla, ero emozionatissimo perché tu vedi un mito che è vero alla fine, cioè non era... La trovi dopo tanto tempo, quindi ero emozionatissimo. Poi chiamo il mio... Chiami Peppone, che ti dice Peppone? Un
non ci credo, è impossibile, cose, perché il mio primo pensiero è stato ora chiamo a Peppone che adesso lo faccio scioccare, lo faccio rimanere senza fiato e poi ho deciso di inviare un'email all'armatrice di Aria, che è Serena Galvani, Esatto. e da qui è nata abbiamo cenato insieme, è iniziato questo rapporto di amicizia e poi da lì sono entrato nell'equipaggio di Aria. Di Aria. Aria ha partecipato ad un importante evento velico che è la Barcolana. La Barcolana, Che è esatto. successo? Cioè, facciamo una breve sintesi per i nostri amici che cos'è la Barcolana. Diciamo che la Barcolana è un evento, il più grande evento sportivo della vela. Mi sembra la seconda settimana di ottobre. può Sì, essere la che si seconda svolge, settimana di ok. ottobre, e in questa regata vengono tutti velisti da tutto il mondo. Quindi ti trovi a gareggiare con 2000 imbarcazioni, con dentro tutte persone che giustamente... E si iscrive chiunque. Ok. E tu nel 2017? Io nel 2017 avevo partecipato alla Barcolana Classica, in cui c'erano tutte queste barche d'epoca, e noi siamo riusciti a vincere la Barcolana Classica. È stata un'esperienza bellissima che dava prova sia della sua magnifica, diciamo, conduzione in mare. Quindi abbiamo vinto, eravamo tutti felicissimi, Certo. contenti. di Emozioni, questo quelle traguardo. emozioni, quelle cose che ti ricordi là, appena non appena io, su Aria, quella barca che mi Esatto. raccontava Peppone, adesso ci ho vinto la Barcolana. Cioè, Un che sogno. emozione hai provato? Un sogno, uno di quei film che tu dici che... di tutte quelle strane coincidenze che poi si avverano. Poi eri lì, primo, con l'equipaggio, in questa avventura che è la Barcolana Classica, quindi esperienza fantastica, e diciamo, divertimento allo stato puro. Ecco, sicuramente non te la dimenticherai così No, facilmente. no. Io ne approfitto per ringraziare anche papà che ci ha inviato anche tutto il materiale fotografico che state vedendo nel corso di questa nostra chiacchierata. Lo abbiamo detto fin dall'inizio, Egadi Channel, in particolar modo Talia Cuccer, racconta storie, testimonianze, emozioni vissute come questa, che ha vissuto appunto Enrico fin dalla il suo primo approccio con la vela, con Peppone che gliela raccontava, e poi sto sogno che è diventato realtà. Ma ovviamente la Barcolana non è l'unico evento a cui ha partecipato Enrico. Se io ti dico ad esempio Lago di Garda, che ti viene in mente? Mondiali giovanili che ho fatto. Hai visto? Quanti anni hai Enrico? Diciamolo. 23 Quindi già anni. appena 23 anni tu già hai partecipato a questi mondiali. Ci Esatto. racconti questa esperienza? Allora, era un'esperienza bellissima perché tu ti ritrovi, diciamo, in questo posto dove c'erano un sacco di persone. Eravamo allora 180 partecipanti e provenivano da tutto il mondo. Quindi tu ritrovavi a regatare in questo spazio di acqua con tutte queste persone, quindi dovevi dare prova di quello che eri, di tutto il percorso che avevi fatto dietro per arrivare lì. Però poi quando arrivavi a terra tu parlavi tranquillamente con tutte queste persone provenienti da tutto il mondo. Poi la fortuna è stata anche quella di andare al Lago di Garda, che è anche un posto magnifico per veleggiare per tutti i velisti. Quindi tu ti trovavi in questa linea di partenza con 50 barche, sentivi questo rumore amplificato delle vele. Quindi tu sporgevi la testa e vedevi 50 imbarcazioni messe lì e tu eri lì in mezzo a fare i mondiali. Quindi era una bella esperienza. Poi c'erano tutte persone diverse, di nazionalità diverse. Un ottimo scambio anche culturale, un per ottimo scambiare scambio, amicizie, esatto. no? Sono Infatti, nate sicuramente sono delle nate amicizie. un sacco di amicizie, ma con tutte queste ragazzi di nazionalità diverse, danesi, francesi. Abbiamo parlato così e sono nate delle belle amicizie. E magari tutt'oggi ancora sei in contatto Sì, con ancora qualcuno. tuttora sono in contatto con qualcuno. Senti, ma di mattina presto, raccontami quell'aneddoto, mentre noi venivamo qua, Enrico mi ha raccontato qualcosina che succede al Lago di Garda la mattina. Esatto, una cosa diciamo che è sconvolgente del Lago di Garda è che tu ti svegli la mattina presto, per esempio alle 6:30, 7, e tu apri le tende e vedi che ci sono persone in quell'orario, in quel freddo lì, che fanno windsurf. E tu rimani, diciamo, estasiato nel vedere queste persone piene di coraggio e fanno vela. Allora una volta sono sceso per incontrare una persona che faceva windsurf di mattina, ho detto: ma lei poi dove va? E fa: io dopo vado a lavorare. Quindi c'è tanta passione, c'è una persona che vuole fare qualcosa, se taglia il tempo per fare quello che gli piace, ed era impressionante perché tu vedi che
quello che per te era anormale, per loro era la normalità. La normalità. E quella parte, quella zona lì ospita tantissimi eventi velistici, Tantissimi dicevamo eventi, poco fa. esatto. Secondo te Trapani e le isole Egadi hanno la potenzialità di poter diventare un luogo come quello? Assolutamente sì, la potenzialità ce l'abbiamo perché qui giustamente abbiamo sempre vento, cioè è raro che tu ti trovi in condizioni in cui in giornate dici c'è poco vento, non ce n'è. Di solito qui c'è sempre vento e trovi tutte le condizioni, diciamo, di mare che vuoi, dal mare poco formato al mare formato con molto vento. E qui è diciamo, il posto, secondo me, idilliaco proprio per fare vela, perché c'è sempre vento, il mare è bello perché è fantastico, poi anche come si comporta con le onde. Con le onde. Quindi tu puoi lavorare molto anche diciamo, sulla conduzione della barca con onda, con poco onda. Quindi Potrebbe essere un ottimo modo per destagionalizzare, vela, Esatto. possiamo farla. Ne approfitto, Vele Luminose, 2 anni fa l'evento che ha Esatto. organizzato Peppone con gli Esatto. amici del Lago di Garda, in pieno inverno, era dicembre, eppure Sì. c'erano tutti i bambini che sono venuti qua Sì, a sì. fare questo gemellaggio con c'era la questo Gulliver. gemellaggio del circolo di Bardolino, Bardolino. che è diciamo Lago di Garda, e durante questo gemellaggio avvenuto qua a Favignana Peppone ha avuto questa iniziativa di fare questa esperienza notturna con le vele tutte illuminate. Uno, perché era un'esperienza nuova per tutti. Due, anche per coinvolgere un pochettino di più i bambini all'isola e far vedere che si possono fare cose meravigliose. Meraviglioso. Carissimi amici di Egadi Channel, io ve lo ricordo, stiamo andando in onda i giovedì alle ore 21, ma questa bellissima chiacchierata andrà in onda anche su Facebook domenica prossima alle ore 15:30 sulla nostra pagina. Quindi mi raccomando, condividete i link, inviate i vostri amici a cliccare, a condividere, in modo che tutti sappiano questa bellissima esperienza che Enrico ha vissuto, ma soprattutto anche voi potete innamorarvi del mondo di Aria. Oltre a queste 2 esperienze che ce ne hai raccontate, abbiamo delle foto che ti faccio vedere. Guarda che stanno arrivando e tu mi dici poi dove siamo e cosa è successo lì. Ok. Eccole qua, uno, poi ne abbiamo ancora un'altra. E poi ce ne dovrebbe essere un'altra ancora, vero? Esatto, qui Vai, ero Enrico. al campionato italiano di laser. Quindi era la mia prima esperienza di italiano della mia vita e siamo andati a Gaeta ed è stata una bella esperienza perché in questo caso c'erano tutti questi, facevo l'italiano, dopo quindi un grande traguardo per me, essendo io che facevo vela da solo, quindi uscivo a mare da solo. Quindi c'era anche molto lavoro dietro, alle spalle, quindi era un ottimo traguardo. Sì. E quindi avevo fatto questo italiano a Gaeta ed è stato molto bella come esperienza perché è stato il mio primo italiano, c'erano un sacco di persone che non conoscevo italiane e poi come prima esperienza mi ha formato molto perché ho capito come si struttura una regata a livello nazionale. Certo, ma hai portato anche dei buoni risultati. Ho portato dei buoni risultati, Li sì. vogliamo ricordare? E lì credo che sia arrivato 40esimo, 35esimo su 100 persone, anche di più. Sì, Quindi sì. come prima esperienza a livello Sì, nazionale sì. direi che è stata una È bomba. stata ottimo. È perfetta. Ecco, stiamo rivedendo ancora una volta le immagini. E poi io ho un comunicato stampa, che ce l'abbiamo, che mi dice che anche a Mondello è successo qualcosa. È successo. La Mondello era una delle tappe del livello del campionato zonale di laser della Sicilia e in quel periodo io stavo lottando per il podio della classifica e c'erano condizioni veramente particolari, c'era vento forte, 30-25 nodi di maestrale, quindi onda formata. E io lì avevo fatto un'ottima, secondo me, una delle mie migliori performance veliche. E infatti poi molte persone si sono venute a complimentare con me e sono riuscito ad arrivare primo sia assoluto che under 18 che del mio anno.
Bene. Amici di Egadi Channel, Facebook e Instagram ormai lo sapete, sono le nostre pagine dove potete seguire tutti i nostri appuntamenti, le notizie che lanciamo. Vi ricordo che potete iscrivervi anche al gruppo WhatsApp nel numero che sta appunto comparendo qui in sovraimpressione. Potete mandare un messaggino col vostro nome e cognome, noi vi aggiungeremo alla lista e così vi invieremo i link e tutto quello che riguarda i nostri amici che ci vengono a trovare. Quindi Enrico, ci sarà anche il tuo link che girerà un pochettino dappertutto, che racconta la tua storia e il tuo percorso appunto nel mondo della vela. Senti, esperienze future, c'è qualcosa? Per adesso no, come esperienza per adesso mi sto concentrando sugli studi, quindi cerco di portare di studiare, di portarmi questa laurea a casa, di raggiungere questo traguardo, questo obiettivo e poi in futuro chissà, vediamo cosa ci regala. Cosa viene. Esatto. Ascolta, siamo in chiusura, mi dicono già stiamo terminando questa parte di chiacchierata. America's Cup, ormai è il tema attuale. Esatto. Che mi dici? Come va a finire? Allora, secondo me l'Italia per adesso, il team di Prada ha fatto un ottimo lavoro sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista sportivo, perché è riuscita a brillare dopo numerose, diciamo, sconfitte e a portare a casa un ottimo traguardo, che adesso siamo gli sfidanti dell'America, per la Coppa, che è l'America's Cup, e adesso ci aspetta solo Team New Zealand. E secondo me l'Italia, dopo tanto tempo che è arrivata così vicina, secondo me adesso ha tutte le potenzialità per vincere la Coppa, però vediamo cosa ci diranno, cosa vedremo il 10 di marzo. Il 10 di marzo, che ricordiamo l'America's Cup è uno dei più grandi, se non il più grande evento il più grande evento sportivo e anche il più antico, quindi già vincere all'America's Cup è un successo enorme, quindi speriamo, in bocca al lupo per Prada. Per Prada. Siamo tutti con loro, diciamo. Quindi un in bocca al lupo anche da parte nostra. Ho visto stamattina che la stampa neozelandese attaccava anche dal punto di vista. Attacca dal punto di vista anche mediatico, diciamo, l'Italia, perché dovete sapere che l'America's Cup non solo è un grande evento sportivo, ma dietro c'è anche un grande impatto mediatico, che ci sono storie dietro fantascientifiche, di complotti, cose stranissime. E adesso quello che sta avvenendo, diciamo, in Nuova Zelanda è questo attacco mediatico nei confronti d'Italia, tra cui le notizie girano che c'è il Team New Zealand che va a 62 nodi di velocità. Quindi tu devi capire che essendoci 10 nodi di vento, queste barche vanno a 50 nodi di vento, che è uno sfruttamento, diciamo, c'è uno studio dietro, elaboratissimo, per far andare così veloce le barche con così poco vento. E arrivare a 62 nodi, diciamo, è un lavoro abbastanza però sì, cioè, mi sembra strano, quindi loro cercano di midire, diciamo, secondo me, dal punto di vista psicologico anche il team di Luna Prada, Rossa, esatto. di Prada. Quindi in bocca al lupo e al 10 marzo, Enrico, ovviamente 10 tu sarai marzo. lì davanti al televisore alle 4 del mattino e a seguire, appunto, perché alle 4 del mattino mi sembra leggevo stamattina. Va bene, grazie Enrico di essere stato con noi, di averci raccontato te, di Aria, di Peppone, di tutto che è stato poi il mondo della barcolana e di tutti gli altri tuoi appuntamenti. Io vi saluto e l'appuntamento come sempre è per giovedì prossimo con Thalia Cucè. Grazie a tutti, ciao, buonanotte, ciao. Ciao.